Sì, abbiamo ritenuto di allargare un po', e quello che stiamo facendo anche come progetto turismo da tempo, allargare un po' quelle che sono le vedute di Conegliano. Grazie a questo rapporto di amicizia che abbiamo con Cortina d'Ampezzo, che per noi gioca due ruoli fondamentali. Il primo, come dicevamo, è la regina delle Dolomiti e poi ospiterà le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Abbiamo creato questa sinergia e abbiamo chiesto se c'era la possibilità di diventare un po' il loro elemento in cui veniva donato un albero, visto che di alberi ne hanno tanti e soprattutto molti vengono sacrificati, tra virgolette, per le piste da sci piuttosto che per le Olimpiadi. E Cortina d'Ampezzo ha accolto con favore questa nostra richiesta e ha deciso di regalarci questo albero di Natale che vediamo alle mie spalle, un albero che è arrivato ieri, che verrà addobbato e che insieme a Cortina, in una giornata che abbiamo chiamato Cortina con noi, accenderemo insieme alla rappresentanza dell'amministrazione comunale di Cortina, alla loro mascotte Corti e soprattutto a degli istruttori che in quel giorno insegneranno ai più piccini lo sport del curling, che sarà una disciplina olimpica del 2026.